è un'area ancora militare, alla vostra destra, deve essere restituita al comune di Cagliari e alla regione. Ovviamente i militari non restituiscono un santo di nulla, come potete vedere è totalmente disabitata, nel senso che non c'è anima di militare. Guardate i fenicotteri che per fortuna se ne fregano e riescono a vivere anche nonostante le porcherie che facciamo noi umani. Qui sotto è tutto militare, campi sportivi, caserme, tutto assolutamente e rigorosamente abbandonato. È lo Stato però che non lo usa più, come non usa Calamosca e le caserme di quella zona, non lo restituisce, cioè in sostanza è diventata terra di nessuno. In questo enorme palazzo, il piattone 2 anni chiuso, tutto perfetto, noi non abbiamo uffici, non abbiamo tetti per ospitare famiglie, però abbiamo palazzi interi così di marmo lucido, chiusi! E voilà! E poco oltre, guardate qui, subito dopo la polizia, tutta burrumballa dello Stato abbandonata, interi palazzi con una vista da niente, perché da qui la vista che cosa volete che sia, no? Ecco, tutto abbandonato, ci sono anche le bandiere, la polizia di Stato e poi il nulla. Qui a destra, qui alla vostra sinistra, qui giù, piante, mattasa, derotto, tutto vuliao, dimenticato, guardate qui a destra, lì dietro, c'è qualche famiglia che ci vive, non si sa bene perché un nonno era generale in un altro secolo, sono rimasti lì a vivere, però a parte quello è una desolazione spettrale. Guardate, anche qui, questo sperone qua, tutto dimenticato, tutto abbandonato. I militari hanno una caratteristica, costruiscono senza concessione edilizia, cioè se voi avete un terreno e volete realizzarvi un water con le ruote, dovete presentare una domanda di concessione edilizia e vi viene rilasciata, o sì o no. No, in forza dell'attività militare costruiscono senza concessione, come quell'arrogante della capitaneria di Porto che ha chiuso, vi ricordate il muro di Via Roma? Ci sono voluti decenni per abbattere quel muro, lui per ragioni di sicurezza, senza chiedere niente a nessuno, ha costruito un muro e ha chiuso il passaggio di Via Roma, l'avete visto, no? Nel molo principale di Via Roma. Sì. Se passiamo alla Viale Diaz, ho il piacere di mostrarvi la chicca dei marciapiedi di Viale Diaz. In Viale Diaz i marciapiedi non sono mai stati realizzati. Così non ce la fa, è troppo anche per me.